di frutta. C'è so io da ora fa? Bene, usgnot non hai dormito vonde e allora mi sui llevade che avevi dos voglaris di siunche, anche us sconti. E allora ho deciso di mettere dos fetis di patatis in tai voi. Sì, perché aiutano la pelle a rilassarsi. Oh, c'è tanti robis che si possono fare con gli patatis, no? Mandi a tutti i suoi bette, mi su me pette. Usavo mai contati che i due miei amici che inventano sempre una? No. Allora, una volta abbiamo pensato di fare il scartos de patatis fritis con gli scusi di patatis. Ah, sì, guarda buon! Così non si stressa proprio nulla. E così si può subito buttare in talumi dopo aver finito di mangiare le patatis. Questa gli dà un'idea che le anche la madre salve la scusa. Interessante, vero? A me mi piace un grume a altri. Bene, ma con le patatis ho vendite che si può fare di tutto. Per esempio, se io ho lavi benon, la scusa di tiere, perché a me non mi piace mangiare, e poi dopo le tai, e metto un fil di ueli, un fregol di sale, e poi dopo li smetto al forno, e voilà! A salto in fur, patatutis, di patatis. Ah sì, avete capito bene? Patatis fritis con le scuse di patatis. Con le scuse di verduris, ma non di tutti, si può fare tanti robis. Per esempio, a me mi piace di morire il brut. Oh, c'è buono. E si può indoprare, per esempio, per il brut, gli scusi di carotis, di cevole, gambis di selino. Poi dopo, al salte fuori un brut straordinario che si lo può scongelare e poi dopo si lo torna a doprare per fare soppis o risotti. Oh, c'è profumato. Senti anche io. C'è molto, va bene, non importa. Come sono stracche, voi ho spelato masse patatis e così ho deciso di là dormire, voi tagliate e prima mi farai una belle maschere con scusis di kudumar e yogurt. E così io diventerai anche più biele di cieco soi. Perché io ho sui bette e mi su me pette. Mamma.